Allora, ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao bellissime anime, sono tornata. Siamo in diretta su Facebook e siamo in diretta su Instagram. Se mi concentro troppo su Facebook o su Instagram riprendetemi perché spesso e volentieri mi dite ma parli solo su l'uno o l'altro. Sono frontale a Facebook questa volta, quindi sarà probabile che mi dobbiate riprendere voi amici di Instagram. Come state? Tutto bene? Spero che la connessione regga perché sono distante dal mio studio. Ciao bellezza! Sono distante dal mio studio e quindi non ho una connessione molto stabile. Lo sto facendo ristrutturare, oggi hanno finito con i lavori, quindi adesso nel fine settimana inizio con le tinture e le pitture. Speriamo bene. Ciao Ste, benvenuta! Visto che questo fine settimana pare che in località Cagliari debba piovere grandiosamente, ho deciso di non andare al mare e quindi pitturare. Adesso se disegniamo il colore, sono molto indecisa tra verde anatra e blu anatra, i colori assurdi. Come l'ho fatto presentare al muratore mi ha guardato malissimo chiedendosi che colore fosse, ma ovviamente non potevo avere un colore convenzionale, quindi fra un po' nelle prossime dirette, nei prossimi seminari vedrete un po' il colore e mi direte cosa ne pensate. Quindi sono in fase di arredamento, pittura, è molto creativa come cosa. Ciao Patrizia, benvenuta. Eh, Magistra, vero? Ti ho già salutato? Sì? No? Come state? Sono molto contenta di essere qui. Sono sempre molto emozionata quando inizio una diretta. Infatti sono molto impacciata. Parlo tanto velocemente perché sono emozionata e poi quando proseguo parlo anche più velocemente perché temo che sia un mio talento e una mia attitudine. Ora aspettiamo un pochettino per iniziare. Ciao Francesca, benvenuta. Ciao Lizzy, benvenuta. Aspettiamo un pochettino per iniziare, vediamo se qualcun altro arriva. Ciao Paola tesoro, come stai? Intanto vi dico molto brevemente di cosa parleremo, anche se ormai vi ho fatto la testa così a pallone, quindi immagino che lo sappiate. Vi voglio parlare del seminario che si terrà il 17 settembre, cioè la settimana prossima, e voglio anche parlarvi della Janas Academy, perché qualcuno si potrebbe chiedere che diamine è questa Janas Academy. Tantissime di voi mi hanno già scritto, quindi vi ringrazio, grazie, grazie. Per me è una cosa molto bella, perché è un progetto che mi sta veramente a cuore, ce l'ho qui, è nella panzona da un sacco di tempo ed è bello. Ed è bellissimo sapere che anche voi siete interessate a questo progetto. Quindi parliamo del nuovo seminario, ovviamente si parla e si parte con le Janas, visto che faremo l'Accademia delle Janas, ma soprattutto vi racconterò qualcosa sull'Accademia. A patto che già non sappiate tutto, ma vi racconterò qualcosa dell'Accademia partendo dalle domande che con più frequenza mi state ponendo tramite mail. Spero di aver risposto a tutte quante, io ogni tanto mi perdo mail, li ritrovo, perdonatemi, sono un gran caos, però mi dovete tenere così. Ok, Faffi attende le informazioni sulla Jonas Academy. Arriveranno fra un attimo perché prima aiuto mi preme parlarvi di altre cose, soprattutto del seminario, perché è un po' propedeutica la comprensione della Jonas Academy. Io non so quanti di voi o quanti di voi, anche se per ora mi sembra che siate tutte signore. Sì, penso di sì. Non vedo nessun maschietto, ma arriveranno probabilmente. Quanti di voi sappiano chi siano le Jonas? Seguendomi probabilmente ne avete un sospetto, anche non nemmeno troppo vago, però vedremo un pochettino di approfondire questo argomento. E mi sa che partiamo anche, perché i miei orari sono sempre infausti. Noto che in diretta non ci sono tantissime persone, anche se tutte speciali, ma che poi ve lo guardate con calma. Quindi spero che stanotte vi guardate questa diretta e mi diate le vostre gentilissime e meravigliose opinioni. Partiamo. Mi sono preparata anche tutto il fogliettino perché quando io chiudo con gli incontri dico accidenti, dovevo dire anche questo e quindi lo scrivo. Però se riesco a dirvelo in faccia sarebbe anche molto più carino. Allora, le Janas. Come iniziamo? Iniziamo parlando delle Janas. Il seminario Janas, donne fate sacerdotesse, se non sbaglio, ogni volta mi sbaglio riscrivendolo,
è un seminario che mi riempie di incredibile gioia. Voi direte: "Sei pazza, lo stai facendo tu e ti riempie di incredibile gioia". Sì, sono pazza, sono pienamente pazza perché è un argomento importante trattarlo, ma soprattutto per me è importante che lo stia trattando io. Cioè ho preso il coraggio a 2 mani e ho iniziato a parlarne, perché queste figure io le studio da tantissimo tempo, sono tantissimo relativamente, sono 12 anni che parlo di le fate, che studio le fate alla sarda, perché le Janas potrebbero essere tradotte molto semplicisticamente come fate sarde, ma vedremo un pochettino che ci sono delle particolarità molto interessanti, anche se sono connesse con le altre creature fatate del resto del mondo e dell'Italia anche. Quando ho iniziato ad approcciarmi al mondo delle fate, delle Janas, non ne sapevo niente. Devo sinceramente dirvi che ero una persona completamente diversa rispetto a quella che sono oggi. Claudia 12 anni fa era una donna diversa, non solo perché ero figlia e non ero moglie e non ero madre, non solo perché ancora ero studentessa e non stavo lavorando, non solo perché sono passati 12 anni chiaramente, ma per tantissimi altri motivi, soprattutto per il fatto che non avevo nessun tipo di connessione diretta con quello che mi circonda e con quello che mi circondava. In che senso? Nel senso che sono stata una bambina molto naturalistica, molto botanica, molto archeologa e poi crescendo ho perduto tutte queste attitudini. Io non so se sia successo anche a voi, ma a un certo punto, dopo la pubertà, in tutta l'adolescenza, in tutta l'età quasi adulta, ho pensato di poterne fare a meno di tutto quello che mi circondava. Ho iniziato a creare un individualismo molto forte e ancora oggi ho un ego molto spiccato, ogni tanto devo metterlo a bada, e mi sono sottratta alla comunicazione con la natura, che poi a un certo punto mi ha ripreso violentemente e mi ha riportato a casa. Uno dei modi attraverso i quali natura, i Kussa, la grande madre terra, la Shakti, chiamatela come volete, Sati, chiamatela come volete, mi ha riportato a casa è stato anche attraverso lo studio delle fate, le fate alla sarda. Quando sono arrivata a parlare di fate per la prima volta, ad aprire un libro nel quale si parlava di fate, l'ho dovuto fare per necessità, mi dovevo laureare e dovevo preparare una tesi in, miti sardi che comunque mi richiamavano, io non capivo, vista l'individualità molto forte e molto spiccata che avevo, perché mi stessero chiamando. Ho risposto e ho iniziato a leggere. Il mio approccio inizialmente è stato bibliografico, esclusivamente bibliografico, non mi interessava assolutamente andare in giro alla ricerca delle fate e dei luoghi delle fate. Ehm, e quindi ho iniziato a capire che queste fate, queste Janas, delle quali ogni sardo in un modo o in un altro prima o poi ne sente parlare, o da bambini ne abbiamo sentito parlare un po' tutti, queste fate sarde non erano esclusivamente fatine molto piccole, mi venivano descritte molto piccole, molto capricciose, molto ricche, con un legame del tutto particolare con l'infanzia. E no, perché c'era qualcosa di diverso, qualcosa che di molto diverso che io ho iniziato a intuire nel momento in cui mi è capitato per le mani un libro, poi vi darò anche tutti i titoli, nel quale si raccontava che in alcune località della Sardegna queste fate fossero in grado di tramortire gli uomini, non uomini a caso, vi dirò che sono uomini molto particolari, anche particolarmente egoisti, cioè uomini che cercavano di sottrarre le loro ricchezze, capiamoci, i loro probabilmente saperi, le loro competenze. Insomma, venivano tramortiti, trascinati voi violentemente, adesso tappatevi le orecchie perché in definitiva potrebbe essere un po' violento, trascinati da loro stesse o da piccole creature fatate che le supportavano nelle caverne e a questi uomini si succhiava, si suggeva il sangue, quindi qualcosa di molto cruento, perché? Perché le fate si nutrissero e perché le fate si potessero riprodurre, perché le fate erano in questo mito vergini, non si sposavano, parleremo durante il seminario della virginità delle fate, scopriremo che non in tutta la realtà di Sardegna le fate sono vergini e non si sposano e non contraggono matrimonio, insomma si nutrivano di questo sangue e si riproducevano. Ho detto, accidenti, alla faccia delle fatine capricciose, sono delle creature di grande spessore, non sono in 2D, sono in 3, in 4D, sono delle creature che hanno una fortissima profondità, anche perché intanto avevo approfondito, grazie a delle materie di studio che avevo affrontato all'università con i miei meravigliosi professori, io mi sono laureata in lettere moderne con indirizzo socio-antropologico, avevo approfondito il discorso relativo alle caverne,
al mondo sotterraneo, e sappiate che nel mondo sotterraneo, nelle caverne, vivono creature di fortissimo potere, creature di forte rigenerazione. Non so se ne parleremo nel seminario, sarebbe bello parlarne. La caverna è un po' un luogo di origine o di ritorno, insomma è un via, insomma, dal quale si deve partire e si deve tornare. Siete tantissimi su Instagram oggi, sono molto contenta, anche su Facebook. E quindi caverne, ma anche e soprattutto il simbolismo del sangue che si collega poi al simbolismo del vino. Bene, queste fate avevano già due connessioni molto interessanti, caverna e sangue. Ho studiato con molta più intensità questo mito, perché ho iniziato a pensare che non fossero figure piatte, prive di significato, quindi poco interessanti per me, ma che fossero delle figure molto ricche. E quindi ho continuato a studiare nei libri. Poi a un certo punto i libri non mi sono bastati più, perché succede così, io quando inizio a scoprire qualcosa di interessante devo metterci proprio le mani dentro. E mettendo le mani dentro questo mito ho trovato tantissimo. Libri tantissimo, ma non mi bastava più. Allora ho obbligato mio marito a mettersi in macchina a girare la Sardegna, l'ho girata in lungo e in largo, anche se per fortuna devo ancora girare perché la Sardegna è ricchissima di varietà. E ho trovato i luoghi delle Gianas. Dopo aver trovato i luoghi delle Gianas, ho trovato i nomi delle Gianas. Dopo aver trovato i nomi delle Gianas, ho trovato persone che mi raccontavano delle Gianas. E poi, e poi dopo tanto tempo ho sviluppato un talento che forse era già nella Claudia bambina, perché in realtà un sesto senso ce l'avevo già, avevo dimenticato, ma poi ho ritrovato in realtà. Ho iniziato a riconoscerle queste Jonas. Voi direte, sei pazza per la seconda volta? Sì, è altamente probabile, ragazze e ragazzi, che io sia pazza, ma ho iniziato a riconoscerle perché fin da bambina alcune persone con talenti, attitudini, personalità, cuore particolari mi colpivano. Hanno continuato a colpirmi lungamente e diventata adulta, studiando il mito delle Gianas ho capito perché. Perché in definitiva, adesso ve lo posso dire molto apertamente, quelle donne, quegli uomini, soprattutto donne, perché l'attitudine a essere Jonas è molto femminile, è squisitamente probabile che siano eredi o che custodiscano moltissime delle attitudini e dei talenti che sono stati delle Jonas. E qui arriviamo al mito, perché il mito ci dice due cose molto interessanti sulle fate, che è sarde, che io voglio rivelarvi, condividere con voi, ne parleremo poi a lezione, ma in maniera ovviamente un po' più approfondita, ma è giusto anche che chi non ha la possibilità di partecipare al seminario ne sappia qualcosa perché è importantissimo. Due cose. Le fate ci fa sospettare il mito, non ce lo dice chiaramente, ma ce lo fa sospettare, o perlomeno noi lo intuiamo ascoltando queste leggende, sono creature sovrannaturali perché gestiscono il tempo, gestiscono il fuoco, gestiscono la magia, gestiscono la natura, quindi sono creature sovrannaturali. Questo normalmente in un primo approccio, in un primo momento si pensa delle fate. Sovrannaturali, ma soprattutto le fate sono scomparse. A un certo punto hanno deciso che il mondo così come era non era pronto per loro e se ne sono andate. Arrivederci e grazie, e noi ce ne andiamo sottoterra, torniamo dentro le pietre, in quegli anfratti che separano il mondo visibile dal mondo invisibile e poi pensate a voi, visto che non siete stati degni di tenerci, noi ce ne andiamo. Questo ci dice il mito. E com'è che io li riconosco? Com'è che io le trovo? Com'è che io penso che loro ci siano ancora? Il fatto è questo, secondo me il mito ci fa sospettare che siano sovrannaturali, ma in realtà il mito racconta di donne che fanno cose eccezionali o che oggi vengono intese come eccezionali. Salverei Live mi chiede al Bruna Rose. Madonna, ma perché non vi mettete nomi normali? Scusatemi, sono un disastro. Allora, sicuramente lo salvo su Facebook perché non ho le capacità tecniche per salvarlo su Instagram, ogni volta lo cancello. Però se mi dite come fare ci provo assolutamente. E poi lo metto anche su YouTube, nelle mie stories un po' frastornate troverete tutti i link. Quindi cosa vi stavo dicendo? Ah, che sono creature sovrannaturali e che sono delle creature che sono scomparse. Le donne in realtà fanno cose sovrannaturali vivendo, io ormai ho 40 anni e la mia vita è stata felice, lunga, fortunata e goduta, finora speriamo di averne altri 50 o 60 davanti, ho notato
notato che le donne hanno delle capacità che in alcuni casi paiono sovrannaturali. Le donne e gli uomini, intendiamoci bene, insomma l'essere umano in generale riesce spesso e volentieri a vivere al limite, andare oltre il limite. Quando? Soprattutto quando costruisce la propria vita attraverso i sogni. Sogna la propria realtà e la mette in essere. Le donne che sono state nel mito descritte come fate, quindi come creature sovrannaturali, forse erano donne che sapevano vivere oltre i limiti, sapevano fare cose che per gli altri erano impensabili ed impossibili. E quindi questo già me la sono giustificata col sovrannaturale, poi approfondiremo a lezione. E il fatto che siano scomparse. E qui c'è il grande dubbio, se ne sono andate o non se ne sono andate? Io, fata, me ne sarei andata perché in alcuni casi il mondo è veramente da abbandonare. Loro non so se abbiano buttato il lavoro di una vita così come farei io, però è probabile che si siano allontanate dal mondo. Non si mostrano più tanto facilmente, però nel momento in cui se ne sono andate, perché loro sono delle madrine generosissime, non ci hanno abbandonato come si abbandona una cosa di poco conto, anche se noi ci siamo evidentemente comportati molto male, ma hanno lasciato nel mondo, nella natura, nel cuore delle persone un kit di sopravvivenza. E questo io lo penso assolutamente. Ed ecco che andando in natura, le persone particolarmente sensibili possono trovarlo questo kit di sopravvivenza, lo aprono e boom, si apre un mondo incredibile che ha il profumo delle fate. E hanno depositato questo kit di sopravvivenza nel cuore di ognuna donna presente, probabilmente qui, presente in Sardegna. Voglio allargarmi perché ci sono carissimi amici online, probabilmente anche nel cuore degli uomini. E questo kit di sopravvivenza si schiude, si apre, facciamo che sia un uovo, nel momento di necessità. E a cosa ci serve? Ci serve per riconoscerle e ci serve anche per riconoscerci. Perché se siamo realmente loro eredi, se realmente loro ci hanno insegnato tutto quello che di buono sappiamo fare, in fondo siamo un po' fatti anche noi. Quindi è molto facile che quando io le riconosco, e anche magari molte di voi presenti riescono a riconoscere queste donne dai talenti particolari, ebbene abbiano aperto questo kit, abbiano ritrovato questa sensibilità. Ed è qualcosa di meraviglioso perché riconoscersi e riconoscere le fate è importante perché ci mette in connessione con un mondo che diversamente diamo per scontato, che sottovalutiamo, ma che in realtà è il nostro mondo. Quindi io penso che se proprio se ne sono andate, se ne sono andate lasciando dei semini. E questi semini è il momento giusto, ve lo dico molto sinceramente, che germoglino, perché siamo pronte, siamo pronti, ma soprattutto ce n'è un'altissima e incredibile necessità. Quindi dentro di noi sostanzialmente è come tutte noi e tutti noi, sostanzialmente è come se vivesse una fata, come se ci fosse ancora il germe, il DNA, il seme di una fata. Sta a noi farla risvegliare. E questo è quello che credo spontaneamente e che voglio condividere con voi, che vi dico molto chiaramente. Non so chi ha letto il mio ultimo libro sul Rebecca Leggianas e il carro di Nannae, ma c'è una fata che si chiama Mandronedda, è una fata che si è addormentata per un sacco di tempo. Ebbene, svegliamola, quella Mandronedda, che se la traduciamo in sardo questa parola significa pigrona sostanzialmente, svegliamola e rimettiamola all'opera, perché c'è veramente necessità di risvegliarle. Del fatto che siano scomparse è un argomento che io ho approfondito attraverso la cultura induista. Voi direte, che cavolo c'entra la cultura induista con la cultura di Sardegna? Sono culture molto antiche, a mio parere, molto legate alla terra e agli elementi. E ho trovato delle connessioni che mi hanno messo fortemente i brividi, mi sono sembrate veramente molto importanti. Ne parleremo a lezione, vi racconterò delle storie che io leggo contestualizzate in un altro mondo, ma che vedo chiaramente nel nostro mondo. Le fate se ne sono andate nel momento in cui, dalla Sardegna, nel momento in cui hanno capito che gli uomini non erano pronti o non erano più pronti ad accogliere che cosa? L'energia femminile. E quando parlo di energia femminile non me ne vogliano i maschietti o i signori presenti, non è l'energia delle donne, è l'energia femminile. Ognuno di noi ha l'energia femminile
e l'energia maschile. In un mondo nel quale queste due energie sono in equilibrio, ebbene quel mondo sarà un mondo in equilibrio, un mondo giusto, un mondo nel quale vale la pena vivere. Il mondo nel quale queste energie non sono in equilibrio e l'una svaluta l'altra è un mondo che deve essere decisamente rivisto. Le fate hanno visto che le cose stavano cambiando, voi vedete nelle fate chi volete, io vedo delle donne, delle sacerdotesse, delle creature di potenziale incredibile, si sono allontanate, hanno seminato questo germe, hanno deposto questo kit di salvaguardia, di sopravvivenza, perché sapevano che prima o poi i tempi sarebbero tornati. E io sono dell'opinione che i tempi giusti e maturi perché le fate si risveglino sono tornate, sono tornati e quindi svegliamole. E quindi sto tenendo questo seminario per parlare di fate. Ma non parlerò di fate del mito, questo è chiaro, vedremo delle connessioni con il resto del mondo, vedremo dove sono le Janas, come vivono, come vengono chiamate, ma soprattutto parleremo delle fate come se esse stesse fossero un archetipo che ci rappresenta tutte quante e che ci può rappresentare assolutamente tutti quanti. E vedremo un po' qual è il messaggio che possiamo cogliere dal mito, perché il mito un messaggio ce l'ha, non si raccontava niente per niente. Vedremo un pochettino cosa le donne di oggi e gli uomini di oggi possono imparare da quelle creature e vedremo un pochettino, conoscendole e scoprendole, come possiamo risvegliarle. Non risvegliare le fate, ma risvegliare noi soprattutto, perché le fate a questo punto, ve l'ho detto più di una volta e ve lo ripeto, dormono indiscutibilmente in noi perché tutti noi abbiamo una fata addormentata e la dobbiamo chiaramente risvegliare. Perché lo dobbiamo risvegliare? Perché le fate parlano un linguaggio che è un linguaggio simbolico ed è quel linguaggio che parla all'anima e che parla al cuore e che parla allo spirito. Perché di linguaggi che parlano alla testa ne abbiamo le tasche piene, teniamoli, sono importanti, io ci faccio un lavoro, scrivo parole, sono una comunicatrice, però dobbiamo riprendere a comunicare con la natura e le fate questa cosa ce la possono insegnare. A me l'hanno insegnata e quindi voglio condividere con voi tutto questo. Da che ho riscoperto il mito delle Janas, da che l'ho interpretato o l'ho reinterpretato, io posso dire di sentirmi una persona migliore. Non ero una brutta persona, possiamo sempre migliorarci, possiamo sempre evolverci, questo è chiaro, e parlare di questi argomenti penso che possa essere utile. Quindi se la cosa vi interessa potete scrivermi a un indirizzo che vi darò dopo, tanto adesso non ve lo dico perché è facile che ve lo dimentichiate, e vi registrate al seminario. Ci sono ancora posti, non tantissimi per fortuna perché è un seminario che sta piacendo molto, però ce ne sono, per cui se vi fa piacere scrivetemi e ne parliamo, vi potete tranquillamente iscrivere. Se non vi potete iscrivere per questioni economiche, il seminario ha un costo, un contributo di 15 euro, ognuno di noi si fa i conti in tasca, ne possiamo parlare anche in un altro momento, vi potete riguardare questo video, vi potete leggere i molti post che ho scritto sulle fate, ne ho scritto tantissimi e dovrebbe esserci anche qualcosa su YouTube. Se invece avete la possibilità e avete il piacere, mi farà super piacere trovarvi a lezione. La lezione, vi ho detto, sarà il 17, che credo sia, non mi ricordo, venerdì, comunque se lo scopriremo, dalle 18 alle 20, all'incirca 2 ore. Chi segue le mie lezioni sa che alle volte è un po' sforo, però provo ad essere il più regolare possibile. Si terrà sulla piattaforma Zoom e rimarrà online 15 giorni, vi manderò un link con una password d'accesso. E questi sono i dati tecnici. Una fata tecnologica serve, io sto cercando di sommare diversi talenti, ragazzi. Uno dei tratti che delle fate mi hanno sorpreso tantissimo, e questo non subito, ma crescendo, cioè dopo qualche anno che le studiavo, non so se vi capita, alcune cose ce le raccontano 100 volte, le ascoltiamo e non hanno senso. A un certo punto, bam, lo sentiamo, l'illuminazione. Le fate erano, sono e saranno grandissime maestre. Ho detto accidenti. Essere maestre è una cosa di valore
incredibile. Ho conosciuto moltissime maestre e moltissimi maestri, non necessariamente di scuola, persone che insegnano, persone più che altro che mostrano quel che si può dire e quel che si può fare. Erano donne, ci dice il mito, non ce lo dice chiaramente, ma io l'ho intuito, non di conoscenza, cioè non che sapevano tanto, avevano tante informazioni, ma erano donne di saggezza. E qual è la differenza tra informazione e saggezza? Chi ha molte informazioni riesce per esempio a dare la diagnosi di una malattia. Chi ha molta saggezza diagnostica la malattia, ma la cura. Ecco, le fate avevano sapere e avevano saggezza ed erano maestre. Cosa significa? Che queste signore insegnavano le cose che sapevano, cioè non se le tenevano per loro, perché erano consapevoli del fatto che il sapere non condiviso è sapere perduto e quindi condividevano, facevano lezioni, esattamente come posso fare io, ma non sarò ancora nei termini della saggia Sibilla. Condividevano tutto con molta umiltà, forse o forse no, io questo non lo so, perché purtroppo non le ho, la saggia Sibilla non l'ho conosciuta, però immagino con tanta umiltà e con tanta dedizione, con tanta devozione. Per cui ho interiorizzato, ce l'avevo dentro questo concetto, lo sapevo dal primo giorno che mi sono approcciata al mito delle Janas. Però poi crescendo ho detto, accidenti, sarebbe bellissimo conoscere una Giana maestra che mi insegni, che mi mostri, e ne ho conosciuto tante. Ehm, e quindi ho sviluppato ancora un altro desiderio, sarebbe bellissimo che si creasse un cerchio nel quale le competenze si possano mescolare, i saperi si possano condividere, si possa crescere tutte insieme, nel quale realmente tutto è uno e uno è tutto, cioè ci possiamo confondere e mescolare diventando molto, molto, molto più forti. Avevo questa idea da tantissimo tempo, ma proprio tantissimo. Ho scritto molti libri sulle Giana, sto lavorando ancora adesso su un saggio sulle fate, un po' più tecnico ovviamente, ma poi penso che piacerà. L'anno scorso, in quel disgraziato momento nel quale nessuno poteva uscire, nessuno sapeva cosa sarebbe successo, ho deciso, iniziamo a fare qualche lezione online, vediamo come va. Iniziamo a creare questo cerchio, se male male andando perdo qualche giornata e mi sono divertita da morire, il cerchio si è creato, si è stretto in maniera fortissima. E la cosa che è stata veramente bella è che io parlavo e le persone mi davano in cambio energia, ma energia di un potere incredibilmente forte che mi arrivava nonostante il web. E mi sono detta, il tempo è arrivato. È arrivato il momento che le fate si sveglino. Facciamo questa accademia e la chiamo necessariamente la Janas Academy. Il nome è molto comune, ormai tutti quanti hanno un'academy, ma il nome mi piaceva da morire. L'Accademia delle Janas, l'accademia attraverso la quale chiunque vi partecipa può riscoprire o diventare una fata, perché parleremo di argomenti che alle fate stavano particolarmente a cuore. Ho parlato con mio marito, abbiamo deciso di fare questo sito, di fare questo investimento, di fare questo progetto, sta piacendo moltissimo, io sono molto contenta. Razionalmente avrei detto no, è una follia, è una sciocchezza. Dal mio spirito, la mia anima mi ha detto Claudia, uno dei motivi per i quali sei qui evidentemente è fare questo, per cui lo faccio, vediamo un po' come va, mi sta regalando moltissima felicità ad oggi. E la Janas Academy, l'Accademia delle Fate, nasce per questo. È una cosa bellissima, io sono contentissima a prescindere da tutto. È una cosa che dovevo fare. E ve la racconto rispondendo alle domande che mi avete mandato, che mi mandate con moltissima frequenza tramite email. Dico moltissima frequenza non per vantarmene, ma mi state mandando veramente moltissime mail che io trovo meravigliose. Ci sono donne che avevano proprio voglia di un progetto del genere, uomini pochi ancora, ma io sono speranzosa perché è un progetto che ha bisogno di energia anche al maschile. Le donne non se la devono cantare e suonare da sola, ma hanno bisogno di un incontro ed è fondamentale. Quindi sono molto positiva e credo che presto o tardi arriveranno anche molti maschietti perché c'è veramente la necessità di questa interazione. Come posso iscrivermi? Prima domanda. Ovviamente non esiste una quota di iscrizione, non è assolutamente quel tipo di accademia. Ci si iscrive sostanzialmente frequentando i corsi, i seminari. E questo è uno dei modi più semplici. Potete però decidere di non seguire i seminari per i motivi che abbiamo detto precedentemente. In questo periodo non sto lavorando, in questo periodo non ho soldi, non voglio investire questi soldi, insomma i motivi sono i vostri.
Allora cosa potete fare? Se vi interessa l'argomento potete molto facilmente entrare all'interno del cerchio della Janas Academy, è gratis, potete iscrivervi come volete, entrate su Facebook, scrivete il cerchio di Claudia, trattino Janas Academy ed entrate lì dentro. Lì ci saranno informazioni sui seminari, questo è chiaro, ma condividiamo post, parliamo delle cose, creiamo rete, creiamo gruppo e quant'altro. Quindi ci sono questi due modi per entrare, oppure vi andate a vedere il sito, leggete un pochettino quello che ho scritto, leggete i miei libri che non dovete necessariamente comprare, ma potete andare in biblioteca, io cerco di regalarli a tutte le biblioteche del mondo, perché i libri costano tanto, ma la condivisione è importante, e vedete un pochettino che idea mi sono fatta io delle fate, che idea mi sono fatta delle competenze delle fate, e già lì iniziate un po' a risvegliarvi. Poi quando avrete voglia e possibilità, ci sentiremo. Tenete in considerazione che sto organizzando anche qualche concorso, chi vorrà partecipare potrà vincere un seminario a scelta, ma di questa cosa parleremo non oggi, ma vi scrivo un post perché è una cosa lunga, e poi mi incarto sicuramente raccontandovela a voce. Un'altra domanda è: dove trovo i corsi? Quali sono i corsi che tieni, dove trovi i seminari e quant'altro? Allora, i seminari li trovate tutti quanti nelle mie pagine, perché proprio sono un tamburo, ve li propongo con frequenza notevole, ma se volete conoscere quali saranno i programmi anche che si terranno per esempio a giugno del 2021, entrate nel sito www.janasacademy janasacademy.it, entrate nei nostri corsi e trovate tutti i corsi. E chi non ha Facebook? Bella domanda, non lo so, non posso aiutarti in nessun modo perché ho fatto il cerchio lì dentro, me urra. Devi entrare nel sito a vedere un pochettino, altrimenti entri nel mio precedente sito claudiazedda.it e lì trovi tantissimi post. Però ho creato questa comunità all'interno di Facebook per due questioni: è molto semplice crearla, è free per me e per voi, e in tantissimi hanno Facebook, quindi ho creato una comunità del genere. Ma adesso cercherò di inventarmi qualche soluzione anche per chi non ha Facebook. Quindi i corsi li trovate nel sito, poi voi li trovate una breve descrizione. Adesso sto cercando di creare un video per ogni corso e mettere il programma in anticipo, altrimenti il programma ve lo mando tramite mail. Trovate i costi, le date, gli orari e ovviamente la piattaforma sulla quale verrà trasmesso il corso, che sarà, penso, sempre Zoom, sempre che non succeda qualcosa di gravissimo, cioè mi intrippo con... ehm, mi intrippo con la tecnologia. Faffi mi chiede se mi trova su YouTube, e mi trovi su YouTube. Penso che il mio nick sia Calaris79, però poi magari vi metto tutti i link, ma mi trovi tranquillamente, scrivi Claudia Zedda e se no, come l'erba cattiva, cresce ovunque. Un'altra domanda che mi avete chiesto è: dove si tengono i seminari? Vi ho già fatto la testa così, adesso vado in fretta, si terranno online. Perché online? Perché non ci vediamo di persona? Ci vedremo di persona, sto lavorando per trovare una sede che non sarà definitiva perché non ho tutti questi soldi per avere una sede definitiva, ma sarò itinerante e chiederò a molte donne che hanno delle strutture di ospitarmi e cercheremo di creare qualcosa di molto bello. Spero di legarmi con altre accademie di amici che fanno cose simili e meravigliose, perché più siamo meglio siamo. Però per ora è online, voi per i costi, voi per comodità mia del tutto personale, ma anche e soprattutto voi per il periodo. In questo periodo non me la sento di chiedervi di riunirci e di radunarci, sono dei seminari che richiedono, nel caso in cui siano a persona, frontali, connessione, e quindi questo per me non è il momento, penso che sia per me giusto così. L'anno prossimo sicuramente faremo degli incontri online e la cosa mi piacerà, scusatemi, degli incontri di persona, e sarà esplosivo, credo sarà una cosa bellissima. Inoltre i corsi online mi consentono di raggiungere donne sarde che non vivono in Sardegna, ce ne sono tantissime, e donne non sarde ma che vorrebbero raggiungere simbolicamente la Sardegna, e sono tantissime, e quindi creare un cerchio molto più ampio. Per cui sfruttiamo tutti questi canali. Come pago? Chi si vuole iscrivere, a patto che non abbia vinto il seminario, come paga? Può pagare tramite web, oppure andando alle poste, oppure andando in banca, insomma vedete voi, io ormai faccio tutto online. PayPal e bonifico. Perché no Poste Pay? Non ho un problema con le poste, o meglio, ho un problema con le poste nel senso che odio andarci, però vi assicuro, ve lo prometto, che andrò alle poste e mi farò anche una Poste Pay, ve lo giuro, penso che prima o poi ce la farò. Sono andata anche da poco, ho fatto una fila esorbitante, me ne sono andata con la coda fra le gambe perché
è veramente imbarazzante la fila che devi fare per farsi una post e pay, per cui ho detto le ragazze mi perdoneranno, arriverà anche quella possibilità. E poi l'ultima domanda, che è la più figa, mi piace moltissimo, ma alla fine di questi seminari, in sostanza, stringi stringi, ma divento una fatta, divento una Giana? La mia risposta è: io te lo auguro fortemente, perché ovviamente tutto dipende dalla tua sensibilità. Sicuramente avrai delle informazioni che, se seguirai con attenzione, ascolterai con attenzione, potrebbero diventare sapere e saggezza. Però questo è chiaro, sta a te. La cosa veramente bella che mi sta succedendo con le ragazze che hanno seguito l'anno scorso è questo, che stanno subendo quella trasformazione che molto tempo fa ho subito io, cioè iniziano a sentire gli alberi che parlano, il mare che canta, tant'è che io ho scritto un libro già naso nel quale gli elementi sono tutti reali, concreti, ci si può parlare, il vento che ti sussurra delle cose, la terra che ti dà dei consigli, meditano davanti alle piante, insomma. La cosa veramente bella è che dopo questi seminari o dopo essersi avvicinati a questi argomenti, la solitudine, intesa come lo stare solo, nonostante essere circondato da tante persone, non esiste più, perché ti basta semplicemente andare a camminare, a passeggiare in mezzo alla natura e tu senti un frastuono che non puoi ascoltare con le orecchie, ma che puoi ascoltare con il cuore o con la pancia, o con l'anima, o con lo spirito. Insomma, è luce, è vibrazione, energia, è qualcosa che ci fa star bene, della quale abbiamo fatto conto di non aver bisogno, ma che ci sta reclamando e ci sta richiamando. Detto questo, io con la presentazione al seminario ho concluso. Adesso scorro rapidamente le vostre domande, a patto che me le abbiate fatte. Devo trovare un modo per lasciare online questo video su Instagram, non ci riuscirò, è molto probabile, per cui lo caricherò su YouTube e lascerò tutti i dettagli nelle stories. Prima di salutarvi, però, mentre su Facebook rimane, perché lì ormai sono una maestra di Facebook e quindi va benissimo, non ho problemi. Prima di salutarvi vi voglio consigliare un libricino, in questo caso le dimensioni non contano niente, come solitamente dico io, e il libricino è questo, Tutto è uno, da tradursi in Ellam Onru, spero di pronunciarlo bene. È un libro piccolo, piccolissimo, io ho le mani da fatta, piccole piccole, sono una nanetta, però è veramente molto piccolo, vi faccio vedere la mia Moleskine per capire quanto è piccolino. È, è piccolissimo, ma è pregno di informazioni. L'ho pagato meno di 5 euro, penso, purtroppo su Amazon, perché in libreria non l'ho trovato, ma ci dà delle informazioni molto utili, che, se seguite con attenzione, ci consentono di accedere a una saggezza incredibile. Qual è il concetto fondamentale di tutto questo libricino? Il concetto fondamentale di tutto questo libricino è che noi non siamo individui separati, siamo distinti, ma non siamo separati da niente. E nel momento in cui noi iniziamo a trattare gli altri e le cose, quello che noi chiamiamo cose, ma che in realtà sono natura, pietre, mare, vento, come se fossimo noi stessi, il mondo diventa immediatamente un luogo migliore, perché è una delle chiavi d'accesso per accedere alla bontà, alla devozione, alla dedizione, quindi per diventare persone migliori e per non soffrire più quella solitudine che già vi ho già nominato, perché un'amica proprio ieri me ne ha parlato lungamente, quella solitudine che molti di voi mi dicono che soffrono con molta costanza, con molta frequenza e con molto dolore. Se noi iniziamo a sentirci parte integrante di questo mondo, cioè un tassellino, il nostro ego lo mettiamo a posto, ve lo dico con molto dispiacere perché io ho un ego molto spiccato, molto forte, che devo proprio tenere a bada, le cose diventano diverse, le comprensioni diventano diverse e la vita cambia sostanzialmente, perché la guardiamo in un modo differente. Allora, ve leggo, iniziamo su Facebook, vediamo se c'è qualche domanda. Bellissimi commenti, grazie, poi me li leggo tutti quanti. Allora, su Instagram forse c'è un limite di durata dei video, mi dice Stefania, ma qui siamo ancora in diretta. Sì, per la condivisione, ma sicuramente non ce la faccio, perché altrimenti... Ok.
La storia delle fate somiglia a quella delle damigelle del Graal. Ci sono delle bellissime connessioni, Katia. Nel cerchio tutti abbiamo sentito la magia e tu sei travolgente. Ma Paola mi vuole molto molto bene, moltissimo. Vediamo su Instagram. Perché poi su Instagram non solo perdo il video, ma perdo anche i commenti. E chi non ha Facebook ho già cercato di rispondere. Aiuto. Vero, gentilissima, Faffi. Fatta calligrafica. Oh, voglio seguire un corso sulla calligrafia. È troppo bello ascoltarti. Grazie, Miura. Io rimarrei, mi iscrive, sarei ora ad ascoltarti, io rimarrei ore a parlare, però poi alla fine devo preparare la cena a mia figlia e a mio marito che altrimenti mi rinchiudono. Allora, salverai la live, non posso rimanere, speriamo di farcela. Sabrina, ciao cara, ho visto 4-5 volte le fate fino ai 18 anni, proprio quelle delle fiabe, senza alcuna aspettativa. Ora le percepisco soltanto perché Sabrina sta iniziando a utilizzare quegli occhi che io a mia figlia dico della fantasia e sono i più preziosi. E poi è vero, da bambini tutto è più chiaro, è tutto vero. Io ho fatto dei sogni meravigliosi da bambina che ricordo ancora. Ma quanti commenti avete scritto? Oh, mamma mia, siete meravigliosi. Ma non ci dovrebbe essere altre domande. Allora, su Instagram pubblicata come IGTV, te lo carica tutto. Ok, allora ci proverò. Adesso chiudo su Facebook, quindi non rispondo immediatamente a tutti i vostri commenti e mi dedico ad Instagram. Speriamo di farcela, ragazze. Voglio ringraziarvi per il tempo che mi avete dedicato, è stato prezioso per me sapere che eravate in tante e avete commentato in tanti, spero, e avete fatto tanti commenti. Condividete il video se vi fa piacere, scrivetemi tramite mail per iscrivervi al seminario o ai seminari se vi fa piacere, altrimenti entrate nel gruppo Ahimè Solo Facebook e così vi tengo aggiornate su tutte le cosettine e potete iniziare a conoscere le altre Janas, perché da adesso inizierò a chiamarle Janas e mi farà morire dal piacere. Vi bacio tutti quanti, fate da bravi e ci vediamo online.